Ciao ragazzi, benvenuti a Salizzole, nel castello di Salizzole, dove stiamo per celebrare una nascita. E lo facciamo con una cena in cui l'ospite speciale è proprio il nascituro, ovvero il cibo, che si vuol far diventare la vera tradizione gastronomica di questo comune. Ed è il simbolo di un percorso storico molto importante, perché su questa tavola imbandita tra poco verranno serviti i momi, che sono degli gnocchi speciali, non soltanto per la forma e per il sapore, come tra poco capirete, soprattutto ascoltando chi questi gnocchi li ha ideati, ma soprattutto perché rappresentano il crocevia di un incontro storico, o meglio di più incontri storici che hanno segnato profondamente questo territorio, ma addirittura la provincia di Verona. Vi faccio i nomi dei personaggi che verranno, di cui vi parlerò in questo video e che si riflettono nei momi. Ad esempio, Donna Verde de Salizzolis, la mamma di Cangrande della Scala, che visse in questo castello, oppure Tommaso da Vico, il medico sanzenate che si può considerare come il papà del carnevale veronese. Insomma, c'è un filo rosso molto affascinante che unisce questi personaggi e che gli amici di Salizzole hanno deciso di condensare in questo piatto, nei momi per l'appunto, con uno sforzo di ricerca veramente notevole, fatto di consultazione di volumi, di prove di cucina e quant'altro. Tutto per creare sì il piatto della tradizione, ma soprattutto per creare anche un'identità storica sfociata anche in una preparazione gastronomica. È dal 99 che noi siamo in amministrazione. Abbiamo cominciato a recuperare tutto ciò che era vicino all'aspetto culturale del paese tanti anni fa, 27 anni fa. E niente, ci guardavamo in faccia, ma noi non abbiamo un piatto tipico. E soprattutto, da dove iniziamo? E quindi si è cominciato a ragionare su quelle che potevano essere le varie potenzialità su una cosa, sull'altra, ma il risotto al ghezzà, che l'altro al ghezzà, e le lasagne con i bisi, il ghezzà, e noi altri a Salizzole saghemo. E quindi piano piano abbiamo cominciato a ragionare su quelle che sono le figure storiche del territorio. Siamo caduti in primis subito su Donna Verde, pensando poi alla figura di Donna Verde, la figura anche materna di Donna Verde, la mamma di Cangrande della Scala, quindi a tutta la storia che porta con sé, e abbiamo detto cosa facciamo? E una sera così, quando eravamo lì che discutavamo una cosa, ma Davico, Tommaso Davico, il perché, il per come, la frazione di Bionda è piena di ville dei Davico. Davico, colui che ha portato la farina, il pane, i gnocchi nella provincia di Verona. Abbiamo detto, ma perché non creiamo un qualcosa che sia una via di mezzo tra il gnocco e la pasta asciutta, questo, qualcosa di particolare. Ed sono nati i momi di Donna Verde. Non così facilmente, però ci siamo arrivati ed è una soddisfazione perché abbiamo legato due epoche differenti, perché Donna Verde e i Davico sono un po' lontani, però abbiamo unito un territorio mettendo insieme due epoche e due personaggi che sono determinanti per Salizzole. Chiaramente né l'assessore né il sindaco si sono messi a cucinare. Il compito di pensare prima e realizzare poi i momi è stato affidato a Serena Codognola, una bravissima cuoca professionista che fra l'altro vive e lavora proprio a Bionde di Salizzole, una frazione del comune dove tra l'altro sono locate diverse ville appartenute alla famiglia di Tommaso da Vico, ma ci arriveremo tra poco. E Serena, con l'entusiasmo che la contraddistingue, si è fondata subito anima e corpo alla ricerca di questa ricetta, sviluppando un'intensa attività di ricerca fino ad arrivare per l'appunto alla formulazione finale, perché voleva che questa ricetta, i momi, esprimessero l'anima antica di questa terra e che racchiudesse i valori che hanno lasciato in eredità culturale Donna Verde de Salizzolis e Tommaso da Vico. E anche la stessa forma dei momi ha un significato ben preciso. Come si fanno i momi? Allora, i momi sono fatti da ingredienti semplici, sono degli gnocchi di patate fatti con patate, farina e spinaci perché devono essere verdi ed un ripieno cremoso di ricotta, opera formaggio, sale,
pepe e noce moscata e salvia. Questi sono i momi, sono degli gnocchi, delle sfere di gnocchi ripieni da un cuore morbido. Però con una caratteristica nella forma, mi pare, no? Eh sì, la forma appunto è una forma tonda che momi in un linguaggio antico significa seno, quindi è proprio un omaggio al seno materno, ma comunque anche a questa forma accogliente, sferica che ti trasmette amore appunto. Dopo che mi è stato appunto richiesto di creare un piatto che rappresentasse il nostro territorio, subito mi sono lanciata in un percorso indietro nella storia. Sono andata in biblioteca a Verona, nella sezione storica proprio di Verona, con i personaggi di riferimento che mi sono stati dati e ho fatto proprio una ricerca. Sai, subito ero anche un po' concentrata su quello che si mangiava all'epoca, ma non riuscivo poi a trovare la quadra con quello che invece si mangia ad oggi. E quindi invece mi sono proprio ispirata a questi personaggi e al segno che hanno lasciato nel nostro territorio, a tanti simboli che hanno poi dato e generato i momi di Donna Verde, perché sai, il salice che comunica con la luna, questa forma sferica, Donna Verde, Donna Verde de Salizzolis, l'erba salizzola, questo verde che mi tornava, e poi anche andare a ricercare, poi sono tornata nel presente per vedere che cosa sono le realtà del nostro territorio e quindi arricchire una ricetta con i prodotti del territorio. E ovviamente da qui poi si è incontrato il passato con il presente che poi guarderà al futuro. Perché proprio gli gnocchi? Sai che gli gnocchi sono una pietanza che viene mangiata solo in un periodo oppure collegata solo ad un periodo, invece secondo me lo gnocco con una buona patata, non tanta farina, in questo caso non c'è neanche l'uovo, è anche un piatto a livello nutritivo completo. Quindi sono anche un po' andata a vedere quello che sono i nostri piatti che mangiamo più spesso e che trasmettiamo poi agli altri più spesso, e lo gnocco non veniva valorizzato bene. Quindi ho proprio pensato a fare un gnocco ripieno, come fosse una pasta ripiena ma con il nostro gnocco. Come vanno mangiati? Come vanno serviti? Allora, i momi in sé sono degli gnocchi che sono buoni con tutto, vanno bene anche con una base di olio, salvia, burro e salvia, un po' di formaggio, ma possono essere anche serviti con dei sughi, per esempio dei sughi di carne bianca, sughi di carne rossa, ma anche sughi di verdura, quindi stanno un po' bene con tutto. I momi, Donna Verde de Salizzolis, Tommaso da Vico e Salizzole ovviamente. Ma che cosa hanno in comune tutti questi elementi che appartengono a epoche ben diverse fra di loro? Perché se è vero che i momi sono un prodotto attuale, anche se ispirato a fonti storiche che abbiamo visto, è altrettanto vero che per parlare di Donna Verde dobbiamo tornare intorno al 1250-1300, in piena epoca scaligera, e per Tommaso da Vico invece dobbiamo tornare al XV secolo. E poi c'è anche la loro storia che è diversa, perché di Donna Verde non si sa tantissimo, a parte che era la mamma di Calgrande della Scala, ma le fonti storiche dicono che si trattasse di una donna forte, caritatevole, in controtendenza rispetto alla considerazione che si aveva all'epoca per la donna. Invece Tommaso da Vico fu il medico Sanzenate che durante la carestia del 1530, per tamponare, per scongiurare, per arginare la rivolta della gente nei confronti dei fornai per la grave carestia che c'era in città, decise di far distribuire pane, farina, burro e altre derrate alla gente affamata. Ed è un episodio questo, sintetizzando all'estremo, che poi ha dato il via al Carnevale di Verona. Quindi personaggi diversi, epoche diverse, ma tratti comuni improntati all'attenzione ai più deboli. E forse è da leggere proprio in questi termini l'importanza e il legame tra queste figure. Perché parliamo di Davico e dei suoi discendenti qui a Bionde? Allora, Davico e i suoi discendenti vennero a Bionde verso la fine del 1500 e anni successivi ovviamente, quando praticamente il settore manifatturiero venne meno, perché molti nobili acquisirono potere a Verona con il mercato ed il commercio. Quando invece viene a meno, appunto, le famiglie benestanti cominciano a trovare che la terra sia molto più interessante e si spostano nelle campagne.
Così acquistano terreni, cominciano a costruire possedimenti, corti rurali e tantissime ville presenti qua a Salizzole, Bionda e Ingazzà, visitabili tutt'oggi, che vanno appunto dalla fine del 1500 fino al tardo 700, sono proprio delle famiglie che da Verona si sono spostate qui grazie appunto all'agricoltura e alla nuova scoperta dell'agricoltura. Che loro hanno contribuito a sviluppare. Sì, quindi. perché questo qua praticamente ha fatto sì sia che diventasse un'occasione per diventare più prestigiosi ancora, sia anche per un controllo del territorio poi. Stiamo parlando di Davico, ma una persona storica di riferimento è Donna Verde Salizzoli, ma siamo molto precedenti rispetto a Davico. Sì, si parla del 1240-1260, cioè ad esempio lei ha sposato Alberto I della Scala intorno al 1260 e lei, venendo da una famiglia che aveva molti possedimenti nel Veronese, fa sì che questo matrimonio accresca la prestigiosità degli Scaligeri, in quanto Donna Verde era una donna capace di gestire la ricchezza, di gestire le proprietà e anche le varie opere di beneficenza che faceva sul territorio, come la costruzione dell'ospedale San Daniele a Verona e quello dei poveri pellegrini a Bovolone. Insomma, era una donna di polso. Sì, per la sua epoca tra l'altro era molto strano. Per le ricerche che ho fatto, lei era veramente un mistero e molto affascinante, soprattutto per le sue origini, era misteriosa. Senti Alessandra, quindi che collegamento possiamo azzardare o ipotizzare tra Davico, Donna Verde e i Momi? Allora, io opterei appunto sia per il territorio, perché Salizzole, Bionda e Ingazzà sono un tutt'uno, diciamo, sia anche per la storia, perché questi paesi sono ricchi di storia e ovviamente Donna Verde, che è il personaggio più importante, senza nulla togliere anche alle altre famiglie nobili come i Turco, i Sguarzetti, poi c'erano anche i Spolverini, ce n'erano tantissime, davvero veramente tantissime. Anche il Davico appunto era un personaggio molto caratteristico di Verona e quindi gli Scaligeri e il Davico sono due forze, diciamo, molto conosciute. E i gnocchi uniscono. E i gnocchi sono buoni. Sindaco, contento di questa realizzazione? Sì, molto contento perché ci fa sognare. Perché ci fa sognare? Perché questo piatto noi vogliamo sicuramente far sì che si instauri nella nostra comunità, nella cultura della nostra comunità, però vogliamo anche, coltiviamo un sogno che è quello di Donna Verde di Salizzole, la nostra storia e la storia di una famiglia importante come quella degli Windsor nasce proprio qui. E quindi c'è un legame? C'è un legame perché Donna Verde di Salizzole sposa Alberto I della Scala, figlio Cangrande della Scala, e poi tutta questa discendenza si arriva fino agli Windsor. Quindi diciamo che il nostro sogno nel cassetto è quello di poter far sì che Salizzole, questa corte, questa torre e magari questo piatto possano anche arrivare alle corti reali. Preparatevi a ospitarli. Certamente. Ragazzi, adesso mangiamo perché i discorsi culturali sono belli, ma ci sono certi sguardi qua che dicono allora quando finisce di parlare. Esatto, perché questo è un piatto buonissimo. Quindi andiamo avanti. Grazie a tutti, a Serena, al sindaco Mirko, Alessandra, tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo video. Non è stato semplice, ma non è stato neanche semplice fare i momi, ma tutte le robe belle devono avere una fatica. Taso e manimo. Buon appetito! E viva i momi! Grazie, grazie, viva!